Presidente Serracchiani, questo 6 maggio 2016 è una giornata molto densa di emozioni, di appuntamenti, di impegni con la presenza del Capo dello Stato, qui a Trasaghis, una cerimonia particolarmente sentita. Sicuramente è una giornata emozionante, direi che questa commemorazione dei 40 anni del terremoto, oltre ovviamente ad essere un ricordo doveroso e ci mancherebbe per chi non c'è più, è anche stata l'occasione davvero per presentare e ripresentarci come modello Friuli, ricostruzione, sviluppo, tenacia e anche capacità delle istituzioni di lavorare insieme. Non possiamo dimenticarci, l'abbiamo fatto oggi qui a Trasaghis, anche i tanti volontari che vennero da tante parti del mondo e le persone veramente provenienti da tutte le forze dell'ordine armate che in qualche modo, o perché già presenti o perché arrivate appunto all'indomani del terremoto, seppero dare una grande mano alle nostre comunità, e il ricordo è talmente vivo che ancora oggi, a distanza di 40 anni, li ricordiamo e li incontriamo volentieri. Si percepisce una forte coesione e anche fiducia delle istituzioni. Sì, diciamo che quella è stata la fortuna in qualche modo di quegli anni, e oggi è probabilmente un pezzo del patrimonio più importante che ha il Friuli Venezia Giulia nel suo rapporto di collaborazione sempre molto intenso tra istituzioni.